Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di un piccolo e semplice rituale che sfrutta le vibrazioni della magia simpatica, dunque l'assonanza vibratoria che si crea fra l'uso di determinati ingredienti abbinati e associati al nostro intento, al nostro scopo. Come avrete visto dal titolo, oggi parliamo del chiodo fisso. Allora, che cos'è questo piccolo rituale molto semplice? È un rituale che serve a richiamare i pensieri di una persona e fare in modo di diventare per questa persona proprio un chiodo fisso, cioè che questa persona non potrà fare a meno di pensare a noi e dunque in questo caso si sentirà spinto a chiamarci o a contattarci. Dunque è molto semplice e occorrono pochissimi ingredienti, un po' di manualità, però è un rituale che comunque dà delle soddisfazioni. Cominciamo comunque con l'elenco degli ingredienti, vi spiegherò anche il perché di determinati usi di questi oggetti in particolare e poi appunto come produrre il vostro sacchettino vero e proprio. Cosa ci servirà dunque? Un pezzo di tessuto rosso, non importa il materiale, purché sia nuovo, mai usato prima, e della dimensione necessaria a contenere un biglietto, un chiodo e da stare in una tasca. Ok? Il filo rosso e un ago per cucire. Mi raccomando, l'ago, piccola premessa, deve essere o nuovo oppure usato sempre soltanto per gli scopi ritualistici. Dunque, perché si fa questo? Perché tutti gli oggetti usati nella ritualistica, oltre ad assorbire e a impregnarsi come qualsiasi altro oggetto, ovviamente passano le loro informazioni e la loro energia anche alle cose su cui li applichiamo. Dunque è importantissimo che le cose che noi usiamo per la ritualistica siano esclusivamente usate per la ritualistica, dunque devono essere consacrate a questo e a nessun altro scopo, perché altrimenti porteremmo energie profane o del quotidiano in qualcosa che in quel momento è sacro o magico. Dunque non dobbiamo assolutamente mescolare le cose. Se usate un ago, usatelo nuovo e potrete conservarlo comunque anche per altri lavoretti, dunque questo è già un primo punto. Abbiamo detto appunto un pezzo di stoffa rosso, il filo rosso, vi servirà un chiodo arrugginito. Dove lo trovate? Per strada, capita spesso vicino ai cantieri di trovarne a terra, dunque se vi capita prendeteli, prendetene anche più di uno, lo so, direte non si raccolgono cose da terra, non importa, mamma mi dice prendetelo. Perché questo è importante? Perché la ruggine è importante? Perché così come il colore rosso che noi andiamo ad utilizzare per il sacchettino, il ferro e la ruggine in particolare richiamano le forze di Marte. È vero, Marte è il grande combattente, Marte è quello per vincere le battaglie, ma in fondo noi dobbiamo vincere la battaglia con la mente di questa persona, dobbiamo fare in modo che questa persona ci pensi, dunque dobbiamo entrare un pochettino nella mente di questa persona, anche un po' a gamba tesa, perché non è che ci penserà per sua volontà, però gli verremo alla mente in che modo? Suscitando cosa? Ricordiamoci cos'altro fa Marte. Marte non è soltanto il gagliardo dello zodiaco, Marte è anche la sessualità, il vigore fisico, l'attrazione, la passione. Ricordiamoci che Marte non è solo Ariete ma è anche Scorpione, dunque noi andiamo a smuovere l'attenzione di questa persona passando per le pulsioni dell'energia sessuale, dunque non vi immaginate chissà cosa, però sappiate che dal momento che è la forza che muove il mondo insieme all'amore, l'istinto di procreazione e di mantenimento della specie,
è molto forte e dunque funziona come un perfetto canale o come si dice, un trasmettitore, no? Possiamo usare questo fluido, questo flusso per veicolare il nostro intento e il nostro messaggio. Un'altra cosa che ci occorrerà è un piccolo pezzo di carta e una penna. Se volete potrete usare una penna rossa, sempre per rafforzare il messaggio, ma è un dettaglio trascurabile questo. Cosa scriveremo sul nostro foglio? Ovviamente sul bigliettino metteremo il nome e il cognome della persona, la data, la sua data di nascita, e poi scriveremo che deve pensarci e che noi dobbiamo essere il suo chiodo fisso fino a quando sentirà di doverci chiamare. Insomma, a parole vostre, l'intento non deve essere lunghissimo, non stiamo scrivendo un tema, dobbiamo essere molto rapidi, molto brevi, concisi ma chiari. Questo è un altro degli aspetti che serve quando si trattano le forze di Marte. A Marte non piacciono i papiri. Bisogna essere pragmatici quando si tratta con le forze di Marte, dunque se state lavorando e se farete questo piccolo incanto, ricordatevelo. Dunque a voi interessa che quella persona, Tizio Caio, nato in tal momento, vi pensi e che voi diventate il suo chiodo fisso. Punto. Poi il resto non è, questo è un rituale che fa questo, peraltro ci sarà altro, ma questo deve essere lo scopo di questo rituale. Dunque, senza tanti fronzoli, andiamo dritto al punto. Allora, a questo punto cosa farete? Avvolgerete il biglietto intorno al chiodo, impacchettandolo. Dalla parte della scritta, ovviamente, cioè la scritta deve essere a contatto col chiodo. Poi cucirete il sacchettino a mano, perché è importantissimo che la vostra energia, il vostro intento si trasferisca su questi oggetti, dunque dovete essere molto focalizzati quando fate questa preparazione. Cucirete con cura il vostro sacchettino, lasciate comunque una piccola apertura perché un domani, quando avrà finito il suo scopo, lo potrete smontare, rimuovere il chiodo, rimuovere il bigliettino, eccetera. Dunque cucitelo. Io generalmente li cucio al contrario, cioè dalla parte esterna. Vedete che questo per esempio è un piccolo pezzo di seta, cioè non è una seta, è un raso, un raso di seta, ma è un raso. Vedete che ha un lato opaco e un lato lucido. Io normalmente lo cucio dal lato opaco verso l'esterno e poi lo rivolto, così che la cucitura resti all'interno e la parte bella resti all'esterno. Comunque lo cucirete su, se lo ripiegate così sarà necessario cucirlo solo qui e lasciate l'apertura, una piccola apertura. Dunque lo cucite su due lati, lo rivoltate e lo farcite col vostro biglietto avvolto intorno al chiodo. Ovviamente per tutto il periodo dovete ricordarvi qual è il vostro intento, qual è il vostro desiderio, focalizzatevi sul volto della persona, mantenete nella mente l'immagine di lui che vi pensa ossessivamente, cercate appunto di lui, di lei, se siete uomini lo fate per una donna o comunque per chi che sia, non spetta a me dirvi, fate quello che volete, funziona così. Pensate intensamente al volto della persona che intendete richiamare o sulla quale intendete suscitare il vostro pensiero, dunque per tutto il tempo siate molto focalizzati. Quando siete pronti, da quel momento in poi lo conserverete in tasca fino a quando quella persona vi chiamerà e vi assicuro che quella persona vi chiamerà. Potesse volerci un mese che vi portate questo chiodo in tasca, ma quella persona vi chiamerà. Dovete solo insistere e dovete crederci e dovete anche voi continuare a pensare a quella persona. Allora,
postilla finale, non posso dire premessa perché ho parlato 10 minuti, dunque postilla finale. È molto più facile se quella persona ha già parlato almeno una volta con voi, se sa come rintracciarvi. È chiaro che se lo fate con lo sconosciuto visto sul treno, non andate da nessuna parte, cioè, a meno che non lo incontrate di nuovo. Deve essere qualcuno che comunque conoscete già, che sa come ritrovarvi, altrimenti non avrete la vostra soddisfazione, e questo è il primo forse unica postilla che volevo fare. Dunque avete tutto chiaro? Se qualcosa non vi è chiaro tornate indietro e riascoltate il video. Un'altra cosa ancora, mi raccomando, non chiamatemi in privato per spiegazioni sui rituali. Se mi chiamate in privato lo fate per un consulto. Se volete una piccola spiegazione o che io risponda a una domanda o un dubbio che vi è sorto facendo il vostro rituale, scrivetemi nei commenti al video, al quale io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato e avermi seguito fino qui. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, e vi ricordo anche gli appuntamenti con le dirette il lunedì e il venerdì alle 21:30. Le dirette sono sulle Sibille. A tutti do la possibilità di formulare una domanda gratuita. Ovviamente non rispondo a tutti, ma a quelli a cui riesco a rispondere nella mezz'ora, 40 minuti di tempo che dedico alla diretta. Vi ricordo anche che io collaboro col Marietto Veneziano e che anche lui fa delle dirette gratuite sul suo canale YouTube. Se ancora non lo conoscete, cercatelo su YouTube e iscrivetevi al suo canale. Vi ringrazio come sempre e a presto.